Visti TV, usiamo su idenne questo spanto che ha fatto Antonella Pira, che Magic Land, io il pronunzio come testi scritto, poi la tannare lì come si pronunzia, veramente un spanto, è tutto la scuola che bisogna un meccanismo particolare, tutto curato sono i minimi particolari, cioè se andiamo a baitare questa giostra per esempio con questi nocche. Saldomede, che sono proprio riproduzioni delle domede tipiche delle aterue e dei nocche, insomma. C'è un po' questo al momento è una cosa che bisogna in Edimburgo, in Scozia per esempio, questa dei nocche marroncina. Poi in carta pure un monumento, con notos, o possono vedere poi di questa funivia che è proprio atta tipo una funivia reale, insomma, che si scambia appunto che salcella che sono attaccate a su canna o praticamente le si inaccola di sarotta e poi a sicchi di singhirio. Poi su trenetti, no, che gira in tunno. È tutto un trabello del meccanismo, curato su i particolari, le lucchedas, domos illuminate dall'interno, no, che incata un rivedo che non bisogna scorrere continuamente, no, con una pista di pattinaggio su ghiaccio. Insomma, come dimandiamo da Antonella e non si spiega tissamento su come in teschi è venuta questa idea e tutto l'impegno che va posto, insomma. Antonella, complimenti per questa cosa. Grazie. La Camera cosa è proprio non gli dare il valore a questi spanta, questa opera d'arte, che non è solo manualità, che batta pure espressione artistica, questa cosa abbiamo detto della pessare e poi dal suppessamento da colare alla realizzazione. Allora, questa è una collezione che ha iniziato una ventina di anni fa, che è proprio in questa giostra che mi ha proprio spantato, quindi me l'ha coleata. È bella iniziata, ma poi visto che si poteva leare, mi è stato lo spesso, poi mi sono documentato un pacchetto, cioè a vedere te poteva poacere. E nulla, poi visto che non è una domanda, non è una qualsiasi cosa, e sono iniziata a scrivere. Ti sei appassionata sempre del Prusa, insomma. Di Prusa, questa collezione, e appunto sono iniziata a scrivere che questo villaggio si costruivano in Idas, tipo America, Nord America, Nord Europa, a supposto di per esempio il nostro. Io già mi piace su per esempio come più o meno abbiamo visto su Coreai quindi però così una cosa in Pruso, però una cosa del genere io non la potevo anche in domo, e quindi hanno passato questa associazione nostra invitata ha pensato di mandato prima di tutto così lo potiamo costruire un pacchetto a vedere, a provare, cioè i tefetta che ha sul passante. Ed è un altro che sei stato, insomma, li spieghi tu metta, però l'associazione, siccome non è solo a me, abbiamo che mi visto della manifestazione, e quindi ho pensato di mi interessare di dimandare esibiti qualche locale a disposizione, che questo chiaramente non si paga nulla, chi è gratis, dà solo un'offerta che rende, cioè si chiede, non è obbligatoria. E soprattutto Don Tottoni mi ha nato che questo locale a disposizione si mi andaia bene, io a voglia lo ringrazio, cioè sul luogo è abbastanza mando. Ma per me appunto dopo 7 mesi è anche tutto questo lavoro e devo andare che sente che per venire insomma restando meta contenta di lui. L'unico problema che si è stato posto un po' in evidenza che io pure chiaramente me l'ho confessato è stato che non è accessibile a tutto, che bisogna di scala, soprattutto che non ma ne si può chi è pote bene, appunto, insomma. E mi dispiace veramente mi piace tu che magari sente che già
ha problemi, magari lo querían vedere e non lo potete vedere, però purtroppo è una cosa che io pro como non lo posso risolvere, a meno che proprio non vi sia magari qualcuno che aiuta, cioè anche la sarsiare, cioè questo è un problema. No, che Sweden che ha rispettato la proporzionalità, cioè bata una riduzione in scala che è costante. Certo. Si deve adeguare chiaramente, noi si può esponnere un personaggio umano in una domanda, deve essere proporzionato a Saida Namuso. E no, che si parte appunto come te con Anne da essa montagna, da essa zona di montagna, e si abbassa da mano a mano a Giosso a sua Saida vera e propria, e più o meno bazzapamo tutte le cose che si potevano sapere in una ida. Non corrisponde a nessuna ida, cioè è una ida inventata, di fantasia, di fantasia nella Magic Land. Appunto questo è un pacchetto, pare un mondo completamente curioso da favola, da fiaba, ecco. Beste sa creia, beste sa biblioteca, bisogna solo vari negozi, il besu comune, bisogna solo il vigile del fuoco, beste scuola che non manca, beste stazione sostreno, sa polizia, sa fabbriche di cioccolato, il dottore. Questi te roba esposta, scusi. No, la sposta sono in Cubrino. Questa è una fabbrica, questa è il domo del suo dottore. No, questa che sono girando questa è una fabbrica di succulatello. Ah, ecco. Sì. Poi no, che io la pocherfita adeguare, cioè in epoca vittoriana, più o meno, infatti vinse sotto il personaggio, sono in costume. In costume, ecco, vi nascosta deve studiare, insomma. Certo, deve cercare di adeguare il personaggio all'epoca che sono. Da sappiamo, infatti bisogna discutere femmina che sa carrozzella in cui femmina che sa carrozzella la stata poi bisogna sposino, poi bisogna questo cantore che a Natale si narrano carols che hanno a cantare saldomos, cioè si deve includere il film americano natalizio adesso estimenta che io poi bisogna la signora che insomma tutto. Insomma, lo paesaggio sono tipico di questa zona dei Cue, chiaramente. Poi no, che questa riproduzione appunto di Londra, in cui veste la cattedrale di New York, di San Patrizio. Poi no, che in su veste una zona un pacchetto che bisogna saldomo giù più lussuosa, tipo villas americana, scusa, schiso bittene nella colonna da stile classico. Poi invece no, che la besa bassa da questa passissatella che arriva alla stazione, invece no, che beste una zona che beste su teatro, beste su ristorante, saldiamo tutto particolare, se la banda che bassa da scala, sempre da questo tipo di villaggetto. E poi sopra invece proprio la parte sul villaggio andiamo proprio su nive, cioè le montagne. Le montagne. Beh, se Babbo Natale appunto che si slitta chi domina tutto canto a che ne giù suoso. E poi si arriva a no, che invece ad esempio nella terra pista del ballo, andiamo giù e cose particolari, no? Che invece su burattinaio, che anche muovete al marionetta e vari personaggi, insomma, sempre abbinati più o meno a razza del pazienza. Sì, poi pazienza è arte. Io ma poi separato questo spezzo che mi piace a me e poi dei scelte abbinate accanto a che se capisco già che ne paesaggio de montagna, che ne paesaggio marino, che ne moderno, di ogni epoca. Io ho poche fisi separare questo, l'ha ambientata in questo periodo e in questo ambiente, insomma. Che poi questo viene su caffè su presepio, beste viene a boteca, questo che si abillassa, ha creato un'altra ambientazione.
che mi sa per esempio il bisogno, cioè non sono solo binata al bisogno storico, il bisogno ambientato in Palestina, bisogno ambientato in vari contesti. Ti la devi studiare questo? Questo ti lo devi studiare, beh certo. Su me, per esempio di Sant'Antonio è ambientato in un'epoca non è né storica né, però bisogna essere tipo una idea, non è completamente sarda, non è nemmeno completamente della Palestina, insomma, di questa zona, una idea immaginaria. Vi potete alzare per esempio con libertà, cioè questo chi mischiano tutti per esempio, invece in questo deve avere una coerenza, no, che certo deve eseguire una certa linea, noi si può porre magari un personaggio che non entra a nudo, un personaggio che no, bitti sale ballo, però pone, cioè è adeguata sul tempo, è adeguata a questo periodo. Vinza sotto questa giostredda, io che ne ho tutti i personaggi all'interno che sono tutti di questo periodo. Vestiti in questa maniera, insomma. Vinza questa banda musicale, cioè è tutto ambientata in questo periodo, di carrozza, persone che noi magari non abbiamo mai visto, adesso lampionaio, per esempio io non l'avevo mai conosciuto. Che allunghiata sul lampione, che puliassa di scarpa, sulle scarpe, no che carrozza, eccetera, la carrozza che su questa signora, insomma, che la tutti i personaggi che sono grandi da che si è passata, sono artisti di strada che sono una come vi potete, però vinsa per esempio vinsa su Spolizzotto, sono tutti in questa epoca, ecco, ambientato a sì, vedete che battapito un studio proprio apposito vinsa sono pompieri carri, questo esempio di questa epoca, trainato tutto da scambio, quindi questa stazione di bicicletta, la bicicletta è proprio una bicicletta particolare, insomma. Sì. E questo è un collettore di sarga? Questo è un chi picca a suo spacco, scassa su treno. Ecco. Sono viaggiatori che sono che magari poi tutta immaginazione, no? Finché si dà sul cancello, sul giardinetto che sta andando a stazione a piccare sul treno. Quindi una macchina sui danni che sono state separate, insomma, può essere un'epoca. Sono tutto. Non potremmo dire come a sicuro, Certo. Antonè. Pare proprio vedere abbaitare da aeroplano una città che hanno sta curzianne poi all'aeroporto. Bene, chi in questa bella figura vi salutiamo dai BCTV, vi saluta pure Antonella, ciao Antonella. Grazie, vi auguro un buon anno a tutto canto. Ecco, buon anno a tutto canto. Come ti desiderate? A tutto chi vuol desiderare, è sul desiderio di Antonella di realizzare qualche cosa di artistico di questo tipo. Sì, devi all'immannire. All'immannire, certo. Casi hanno a mezz'anno, si spera sempre. Saluto a tutti, addio.